Buonasera. Iniziamo con l'appello. Balliana Mirella. Presente. Bassetto Paolo. Bevilacqua Silvia. Bortolotto Giulia. Braido Fabio. Caldarta Antonella. Braido Giovanni è assente giustificato, non ho chiamato per quello. Carnelos Graziano. Presente. Cutifani Irene. Presente. Da Reggiano Antonio. Non è ancora arrivato. De Bastiani Alessandro. Presente. Denardi Marta. Errante Lorenzo. Posocco Gianluca. Toffoli Thomas. Tonon Roberto. Giuliana Antonella assente giustificata. Quindi, Grazie, il numero legale c'è. Cominciamo, vediamo se ci sono comunicazioni. Prego, Assessore Ceccarini. Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Colgo l'occasione di invitare tutti i presenti e gli ascoltatori agli eventi che come amministrazione, come centro antiviolenza abbiamo organizzato proprio per il decennale di apertura del centro antiviolenza comunale della nostra città. Per testimoniare l'impegno quotidiano del centro nell'accogliere, ascoltare, accompagnare e sostenere le donne nel percorso di uscita dalla violenza. Metto in evidenza il primo evento di venerdì prossimo, 3 ottobre, alle 20:30 in aula civica del Museo della Battaglia. Ci sarà un concerto narrato, che è un viaggio tra musica e parole, jazz, storie di donne, cambiamenti del Novecento. Quindi ecco, invito tutti a questo momento di riflessione, se si vuole in una forma un pochino più leggera. Ci saranno poi 2 incontri, martedì 28 ottobre sulla violenza economica e l'autonomia femminile e martedì 11 novembre sul mobbing e violenza sul lavoro, sempre 20:30, sempre in aula civica. Grazie. Scrutatori, Toffoli Thomas, Bassetto Paolo, Bevilacqua Silvia. Grazie. Un'altra comunicazione del Sindaco. Sì, buonasera a tutti. Io volevo comunicare in relazione all'incontro che ho avuto con il prefetto nelle scorse settimane. Ho avuto l'incontro appunto con il prefetto di Treviso, dottor Sidotti, e il vicario del questore di Treviso, il dottor De Maio, relativamente alla questione della richiesta di estensione delle competenze del Commissariato di Polizia di Stato di Conegliano ai nostri territori. Richiesta che era stata votata con una mozione presentata dal gruppo consigliare La Persona al Centro e che noi avevamo portato appunto all'attenzione della prefettura, del signor prefetto. Innanzitutto volevo ringraziare pubblicamente il prefetto e il questore di Treviso per la disponibilità e l'attenzione che danno costantemente verso i nostri territori. E da questo incontro che è emerso che purtroppo ci sono parecchie difficoltà e quindi al momento non ci sono le condizioni per estendere le competenze territoriali del Commissariato di Polizia di Stato di Conegliano sul nostro territorio. Questo vale sia per Vittorio Veneto che anche per la zona di Revine e Tarzo, dove erano state fatte le medesime richieste. E praticamente quindi l'attività del commissariato si concentra sulla zona di Conegliano e sui comuni che gravitano sulla Pontebana, quindi Susegana, Santa Lucia, e con un appendice su quel di San Pietro di Feletto.
Detto questo, però, il prefetto mi ha assicurato che ci saranno un ulteriore potenziamento dei militari dell'Arma dei Carabinieri, e quindi apprendiamo con soddisfazione. Già c'è stato un aumento del personale, appunto, dei Carabinieri presenti all'interno del nostro comando di Vittorio Veneto, e ci sarà un ulteriore incremento di forze. Quindi ecco, volevo un po' spiegare l'oggetto, come è venuto l'incontro. Grazie. Grazie. Allora, adesso c'è un'interrogazione del consigliere Thomas Toffoli ad oggetto valorizzazione rotatorie della città di Vittorio Veneto e loro manutenzione periodiche. Prego, consigliere. Buonasera Sindaca Mirella Bagliana, Assessore De Antoni, saluto la Giunta Comunale, i consiglieri comunali e tutti i cittadini che ci stanno seguendo in diretta sulla Tenda TV. Vi voglio portare alla vostra attenzione un tema molto importante che riguarda anche il decoro urbano, tema fondamentale per l'immagine della città di Vittorio Veneto. Il tema è la valorizzazione di alcune rotatorie stradali che oggi si trovano in stato di abbandono. Le rotatorie dell'emisfero, uscita autostradale sud e in via del lavoro, rappresentano uno dei principali punti di accesso al territorio comunale e si presentano attualmente spoglie e prive di qualunque arredo decorativo o elemento floreale, restituendo un'immagine trascurata e poco accogliente. È evidente come una semplice sistemazione estetica, anche minima, con essenze floreali, possa trasformare queste rotatorie in un punto di benvenuto più dignitoso e rappresentativo, migliorando la qualità del paesaggio urbano e contribuendo a rafforzare il senso di cura e appartenenza al territorio. Quindi la mia proposta di interventi è la seguente e chiedo che l'amministrazione comunale preveda un intervento di arredo urbano e sistemazione paesaggistica delle sopra citate rotatorie, l'inserimento di fiori, piante, cespugli, naturalmente con forniture compatibili con il contesto stradale. L'eventuale coinvolgimento di realtà locali, come scuole, comitati, associazioni, aziende locali, per promuovere un senso di partecipazione e attenzione e condivisione. Che l'intervento venga pianificato compatibilmente con le competenze viabilistiche della provincia di Treviso, della Regione del Veneto, da coinvolgere se e dove necessario per nulla ostacolare la realizzazione del decoro delle rotatorie, pur mantenendo la piena centralità dell'amministrazione comunale nel progetto di riqualificazione. Grazie. Grazie consigliere. Risponde la Sindaco Bagliana. Grazie. Innanzitutto ringrazio il consigliere Toffoli per l'interrogazione che ci dà modo anche di aggiornare relativamente all'impegno che stiamo provvedendo a fare, a realizzare. Innanzitutto, come ha detto lei, consigliere Toffoli, la questione delle rotatorie e delle aree verdi è una questione che è in essere, così la manutenzione è in essere da parecchio tempo, no? Quindi noi ci siamo avviati a dare una risposta a questa questione e abbiamo portato dapprima una direttiva in giunta già ad agosto, quindi il 12 agosto 2025, di un'approvazione di un progetto, il cosiddetto progetto Adotta una rotatoria o area verde, e in relativa approvazione dell'avviso pubblico per manifestazioni di interesse per l'affidamento, servizio di manutenzione e valorizzazione delle aree verdi stradali della città di Vittorio Veneto mediante contratto di sponsorizzazione tecnica, un po' quello che lei ha riassunto adesso.
Questa direttiva è stata confermata poi con una delibera di giunta approvata il 25 di questo mese, quindi 25 settembre, la settimana scorsa, la numero 158, in cui praticamente andiamo innanzitutto ad elencare quelle che saranno le rotatorie che verranno prese in considerazione e poi l'iter procedurale con cui le varie società, possono essere gli enti pubblici o anche privati, potranno avviare questa manutenzione delle rotatorie. Come ha detto, sono numerose in città le rotatorie, le aree verdi. Possiamo affidare a soggetti pubblici o privati questa manutenzione attraverso il ricorso della sponsorizzazione tecnica per una valorizzazione e la manutenzione pluriennale, ordinaria e straordinaria delle rotatorie e le aree verdi stradali ricadenti appunto nel territorio comunale. Allora, le aree individuate da questo studio che è stato fatto dai nostri uffici, tra l'altro voglio anche ringraziare i tecnici che hanno realizzato questo studio, sono la rotatoria, le vado ad elencare, sono 11, la rotatoria di via Matteotti, via Damosto, l'emisfero, l'area verde di via Rizzera, via Celante, la rotatoria di via Celante, via del Cansiglio, via Buonarroti, il quinto corpo d'armata, rotatoria viale del Cansiglio, via Fulanini, via Anzano, rotatoria via Dalmazia, via Denadai, Salvadoretti, rotatoria via del Carso, tangenziale est, penitenziario cimitero di Sant'Andrea, area verde Marconi, via Caprera, la Vittoria Alata Nord, area verde via Vallata, via Feltre, Loghere, le rotatorie delle zone industriali, via Mattei, le 3, e inoltre altre rotatorie che sono della provincia, da richiedere in concessione alla provincia, che sono la rotatoria grande della zona industriale, la rotatoria uscita A27 via Pinto, via del Bersagliere, rotatoria di via Grazioli, via del Bersagliere, rotatoria di via Pinto e di via della Bressana. Naturalmente la provincia, abbiamo appunto, ci siamo confrontati con la provincia, ha trasmesso il 17 luglio di quest'anno la proposta di collaborazione, quindi anche le rotatorie della provincia potranno essere prese in custodia, diciamo così, e questo è quanto. Ci sarà un avviso con una manifestazione, ci saranno le manifestazioni di interesse, dopodiché ci sarà una graduatoria e poi l'affidamento. I soggetti che intendono candidarsi dovranno presentare una proposta di progetto per 1 o 2 aree sopra elencate, massimo 2, e la proposta progettuale, un computo metrico estimativo per realizzazione degli allestimenti delle aree verdi, la stima dei costi di manutenzione annuali per il mantenimento delle suddette aree. Il Comune procederà a stilare una graduatoria dei soggetti partecipanti per le rispettive rotatorie. Poi qui c'è praticamente il regolamento con tutto l'immagine delle rotatorie e quindi diciamo che siamo a buon punto. Grazie. Grazie. Consigliere Toffoli, su esprimere la soddisfazione. Prendo atto e mi ritengo soddisfatto, ringrazio la Sindaca. Grazie. Grazie. Prossimo punto all'ordine del giorno. Consigliere Posocco. Beh, fuori il microfono, poi non sente nessuno, per cui. Allora, punto numero 3. Mozione presentata dal consigliere Posocco per conto del gruppo La Persona al Centro, ad oggetto atto di indirizzo per la rigenerazione e la rivitalizzazione del complesso Quadrilatero. Illustra la mozione la consigliere Caldart, credo. Prego. Grazie, buonasera a tutte e a tutti anche da parte nostra. Dunque, noi presentiamo questa mozione che riguarda, come ha detto il Presidente, la possibile
rigenerazione e rivitalizzazione del complesso quadrilatero a cui tutti credo teniamo. La premessa è questa, la vado a leggere: il complesso immobiliare denominato Quadrilatero costituisce un'area strategica per la vita economica, sociale e amministrativa della città di Vittorio Veneto, ospitando sia uffici comunali, spazi commerciali di primaria importanza per il centro cittadino. Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo spopolamento delle attività commerciali al piano terra, con conseguente degrado percepito dell'area, riduzione della fruibilità e perdita di attrattività, con effetti negativi sul tessuto urbano circostante. Il Comune è già proprietario di diversi locali all'interno del compendio, tra cui gli uffici al primo piano, al secondo e al terzo, e al piano terra, dove possiede l'Informa Giovani e gli spazi dell'ufficio collocamento. Considerato che la collocazione attuale dell'ufficio anagrafe al primo piano presenta criticità di accessibilità per persone con ridotta capacità motoria e spazi di attesa non idonei, considerato che una ricollocazione dell'ufficio anagrafe e di altri sportelli ad alta fruizione al piano terra potrebbero garantire maggiore accessibilità e inclusività, miglior comfort per l'utenza e incremento della presenza e della vitalità dell'area, considerato che la rigenerazione del piano terra attraverso il riuso mirato degli spazi sfitti può essere accompagnata da un programma di incentivi e agevolazioni per nuove attività commerciali e artigianali, oltre a spazi dedicati al co-working e alla cultura, così da diversificare l'offerta e attrarre flussi di cittadini. Ritenuto opportuno avviare un percorso di valorizzazione del quadrilatero che non si limiti all'acquisto di spazi, ma preveda una strategia integrata di rigenerazione urbana con un mix di funzioni pubbliche, private e associative. Ritenuto opportuno, peraltro, prevedere un tavolo di confronto con operatori economici, associazioni di categoria, realtà del terzo settore e cittadini per coprogettare il futuro dell'area. Ritenuto anche opportuno attivare canali di finanziamento anche europei e regionali legati alla rigenerazione urbana e rivitalizzazione commerciale dei centri cittadini. Chiediamo che il Consiglio Comunale impegni l'amministrazione comunale ad elaborare entro 90 giorni un piano di rigenerazione del quadrilatero che preveda mappatura degli spazi sfitti e definizioni delle potenzialità di riuso, valutazione tecnico-economica di eventuali acquisizioni e o ristrutturazioni, proposta di ricollocazione al piano terra dell'ufficio anagrafe e di altri servizi ad alta fruizione, individuazione di incentivi per attività commerciali, artigianali, sociali e culturali. 2. Attivare immediatamente un tavolo di concertazione con soggetti pubblici, privati e associativi interessati. 3. Ricercare e candidare progetti a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei dedicati alla rigenerazione urbana. 4. Presentare al Consiglio Comunale un cronoprogramma operativo entro la fine dell'anno in corso. Ecco, specifichiamo che questa nostra proposta vuole davvero essere la base di discussione e confronto in questo Consiglio con tutte le forze presenti in questo Consiglio, ovviamente anche con l'apporto di ciò che la Giunta forse ha già fatto o ha in mente di fare, perché pensiamo, insomma penso che tutti condividiamo, che la situazione di degrado progressivo che vediamo, di cui siamo testimoni. Oggi ho letto sul giornale di una persona che ha denunciato nella stessa giornata addirittura 3 episodi di evidente povertà e conseguente degrado, tutto ciò renda urgente la discussione di questo tema e la condivisione. Quindi la nostra è una proposta di aprire una discussione su questo tema, sperando, siamo consapevoli di essere ovviamente in minoranza, quindi speriamo che questo sia l'inizio di una discussione che conduca al raggiungimento di una posizione condivisa che vada proprio nella direzione di individuare magari poche ma concrete azioni che possano dare inizio ad un processo di rigenerazione che duri nel tempo. Quindi qui non si tratta di mettersi la casacca di chi
fa la proposta o di chi fa la controproposta, ma davvero vuole essere una prova della maturità di questo Consiglio, che penso che siamo assolutamente in grado tutti di dimostrare, di lavorare e progettare insieme. Grazie. Grazie consigliere. Apriamo la discussione, invito i consiglieri a prenotarsi. Chi rompe il ghiaccio, perché dopo sono sicuro che ci saranno, tutti quanti avranno un'opinione, può anche replicare qualcuno della minoranza. Comunque vi invito a farsi avanti. Beh, per il momento vedo che non c'è nessuno, faccio io delle considerazioni. Sono anch'io consigliere. Allora, ho letto con interesse la proposta fatta dal gruppo La Persona al Centro. Ritengo che avete sollevato un problema che sta a cuore a tutti, a tutto il Consiglio Comunale, la Giunta, ma penso a tutti i cittadini di Vittorio Veneto, e che cercare una soluzione sia doveroso. Bisogna considerare anche che questa situazione si protrae da molti anni e che è effettivamente in peggioramento. I motivi li conosciamo un po' tutti, no? C'è la crisi del commercio, il commercio online che sta scalzando le attività commerciali, sempre più difficile avviare o gestire una qualsiasi attività perché aumentano sempre di più le incombenze burocratiche, cioè vabbè. Diciamo che l'imprenditoria privata non è incentivata, ma cioè, a regole si sommano regole e regole, no? E quindi vabbè, i risultati li vediamo in tutte le città, Treviso, Conegliano, Vittorio. Mi sembra addirittura di aver letto che non so se è Conegliano, ho fatto una proposta di trasformare i negozi a Treviso, agevolare la trasformazione dei negozi in punti di mini appartamenti per turisti, mini alloggi per turisti. Vabbè, il mondo cambia e ovviamente cambia tutto e bisogna adeguarsi. Il problema del quadrilatero è che il degrado è proprio in centro alla città, cioè, quindi è più evidente e ci mette maggiormente in sofferenza. Detto questo, io personalmente la proposta di occupare degli spazi con l'anagrafe non la condivido perché per una serie di motivi. Prima di tutto perché uffici pubblici non svolgono il ruolo che svolge un negozio, cioè, noi sappiamo che l'ufficio pubblico è aperto fino alle 2 del pomeriggio, è chiuso il sabato e la domenica, non ha delle vetrine che attirano il consumatore, anzi ho sempre ritenuto che
la trasformazione della farmacia, della vecchia farmacia comunale e dell'ufficio turistico non abbia giovato al complesso del quadrilatero, in quanto hanno così paralizzato un settore del quadrilatero. Io avrei lasciato comunque delle attività commerciali con dei negozi. Noi sappiamo che i negozi, anche se sono chiusi la domenica, no? Però hanno una vetrina illuminata, attirano la curiosità, invitano al passeggio, alla frequentazione, che poi è uno dei motivi per cui senza frequentazione aumenta il degrado e aumentano anche le situazioni di pericolo. Per cui sì, secondo me questa proposta, oltre a mio avviso, va ridiscussa, riconsiderata, e io auspico che si possa trovare assieme una formula, una proposta da presentare. Noi sappiamo che non possiamo fare gli emendamenti, non possono essere fatti dalla maggioranza, possono essere fatti solo da chi li presenta, quindi in questa seduta io non vedo la possibilità di aggiustare la delibera in modo che possa essere approvata da tutti o almeno dalla maggioranza di consiglieri comunali. Per il momento mi fermo qua e aspetto anche i vostri contributi. Grazie. Il sindaco, se vuole. Grazie Presidente, grazie del suo intervento. Faccio uno io, visto che la maggioranza sembra non voglia intervenire, ma lo farà senz'altro, perché è un tema importante, è un tema che riguarda tutta la nostra città, non è un tema nuovo. Qualcuno leggevo, vi svegliate adesso che siete all'opposizione. No, sbagliatissimo, è un tema dibattuto. Ne abbiamo discusso tanto, mi ricordo col collega Tononi in Consiglio Comunale, con il Sindaco, con l'attuale Presidente del Consiglio Comunale, perché comunque vediamo tutti i giorni la situazione generale del quadrilatero, una situazione complessa, i negozi chiudono per 1000 motivi. Credo che nessuno di noi qui dentro, con tutto rispetto per voi colleghi, abbia la capacità di rilanciare il commercio in città, però abbiamo la capacità senz'altro di affidarci a qualcuno che possa darci dei suggerimenti come rilanciare un attimo il commercio cittadino, che vive, come in altre città, come in tutta Italia, di difficoltà per vari motivi. Per questo, quando abbiamo partecipato al famoso bando per essere nominati per il distretto del commercio, ci siamo affidati a degli esperti, in questo caso siamo stati seguiti da un professionista, il dottor Bianco, che comunque ha elaborato assieme con noi delle proposte per rilanciare intanto la nomina di far parte di un distretto del commercio. Adesso credo lavori con il sindaco e tutta l'amministrazione per rilanciare, e le associazioni, ho visto, sì, ovviamente, per rilanciare il commercio in città con delle proposte che, se diciamo riconosciute, porteranno a partecipare a un bando e quindi magari a essere finanziate per avere un rilancio del commercio in città. Quando abbiamo partecipato al bando la situazione del quadrilatero non era ancora così grave, sinceramente. Per il rilancio del centro avevamo ipotizzato, mi ricordo nella partecipazione, il discorso dei parcheggi gratuiti, quindi non i parcheggi blu a Vittorio Veneto, anche perché la proposta dell'allora Abaco mi sembra fosse di un riconoscimento al comune di 53.000 euro annui a fronte di tot parcheggi anche in più blu, fra virgolette. Una proposta sul tavolo che avevamo messo è dire, valutiamo i parcheggi a disco orario, valutiamo a questo punto, rinunciamo ai 53.000 euro che sono, scusate, non dico l'elemosina, ma permettetemi il termine, ok?
però magari uno arriva, trova il parcheggio disco orario, così è più incentivato a venire in città. Ma ripeto, io non sono nessuno per sapere quali sono le proposte per rilanciare il commercio, ci vuole qualcuno che se ne intenda, quindi un professionista. Cosa potevamo fare come amministrazione della proposta? Locali sfitti, c'è bisogno che gente vada al Quadrilatero e viva quel posto. E quindi la proposta che c'era venuta in mente era trasferire i locali dell'anagrafe al piano terra, vedi anche il discorso dell'accessibilità all'anagrafe, venivamo anche dal periodo del Covid in cui abbiamo vissuto dei giorni, dei mesi, degli anni drammatici con la gente seduta sugli scalini perché non poteva entrare all'ufficio, quindi brutte situazioni. Avevamo ipotizzato di mettere in vendita, quindi alienare la palazzina in via Carducci dove ci sono i servizi sociali e l'ufficio sport e cosa c'è altro, scuola e cultura, vendere tutta quella palazzina che richiede tra l'altro interventi anche di messa in sicurezza, di manutenzione, e quindi poi trasferire tutti gli uffici, quindi anche il sociale, anche la cultura, anche lo sport, sempre qua al Quadrilatero, negli spazi dove l'anagrafe, quindi l'anagrafe si trasferiva al primo piano e gli altri uffici andavano al secondo piano. Un progetto, una proposta, quello che potevamo fare noi come amministrazione è dire, cioè non riusciamo, o rendiamo il centro attraente e riusciamo a portare commercio, imprenditori a Vittorio, oppure come amministrazione possiamo fare questo, concentriamo tutti gli uffici, tutti i servizi in zona Quadrilatero. C'è sempre stata una discussione col collega Tonon, ma chiudono il sabato, quello che ha detto lei Presidente, il sabato sono chiusi, sì d'accordo, però è una proposta da cui partire. Cioè, anche a me piacerebbe avere, come nelle città italiane, europee, una concentrazione, non so, tutti i ristorantini di tutto il mondo concentrati al Quadrilatero, avere tanti negozi, però bisogna creare le condizioni perché questi vengano a investire. La proposta come amministrazione è dire no, portiamo tutti i servizi al Quadrilatero. Da qui si parte, poi essendo proprietari poi di tanti spazi si maturava anche, com'è che si dice, in un discorso economico, che potevamo anche intervenire magari sulla pavimentazione, potevamo intervenire sull'illuminazione, eccetera, eccetera, in modo più forte perché siamo più proprietari di più spazi all'interno del Quadrilatero. Quindi da qui parte la nostra proposta. Poi, ripeto, non è o così o niente, ne discutiamo e da qui partiamo perché è veramente importante riqualificare quel posto e, ripeto, non è facile. Grazie consigliere Posocco. Sindaco. Sì, grazie. Allora, intervengo anche perché ho la delega alle attività produttive, allora giustamente vorrei dare anch'io il mio contributo. Innanzitutto ringrazio il gruppo della persona al centro, insomma, per aver sottoposto al Consiglio Comunale questa questione, questo tema che, come è stato detto, da parecchi anni, insomma, stiamo dibattendo anche all'interno della città e del Consiglio Comunale stesso, per cercare quantomeno di intravedere quali le possibili soluzioni. Diciamo che in questo periodo, questo ci dà anche la possibilità stasera magari di mettere in risalto i primi passi che abbiamo fatto in quest'anno per cercare, come avete detto voi, di dare una direzione, di dare delle linee, no? Quindi la considerazione prima che mi viene da fare, al di là delle premesse e delle analisi sul discorso del commercio, che potremmo stare qua ore e ore a discuterne, la chiusura appunto dei punti del commercio, ho dei dati, 1 su 5 in 10 anni ha chiuso, a livello nazionale sono veramente altissimi i punti vendita al dettaglio chiusi, compreso le attività di commercio ambulante, invece aumentano le attività di alloggio e ristorazione, no? Quindi c'è un'inversione di tendenza, mi viene da dire aumentano anche i servizi alla persona, no? Esatto, la scorsa settimana ho inaugurato 2 centri estetici, tra virgolette, di estetica, quindi voglio dire tutto quello che riguarda la persona
c'è un'attenzione, quindi aumentano queste strutture. E, fatta la premessa sull'analisi, ripeto che sarebbe molto molto ampia, volevo sottolineare l'aspetto che un po' avete detto anche voi, quello che come amministrazione in generale dovremmo avere un approccio sistemico a questa tematica, cioè non può essere una soluzione exploit, voglio dire, o a spot che possa sistemare quello che è innanzitutto il quadrilatero in sé come centro città, ma anche altre zone della città, no? Mi viene in mente anche Ceneda, quindi altre zone dove purtroppo attività commerciali si sono chiuse e difficilmente verranno riattivate. Quindi per far questo, per provare diciamo, a vedere anche un approccio un po' globale per quanto riguarda la città e collegandoci anche alla questione che avete citato voi sulla rigenerazione urbana, abbiamo appunto preso per mano quello che avevate iniziato, cioè il discorso del distretto urbano del commercio, che voglio dire tutte le città, le grosse città hanno intrapreso e quindi ci siamo praticamente attivati per riprendere il cammino, dove naturalmente era stato interrotto appunto nella precedente amministrazione, e quindi l'idea appunto è di portare avanti questa struttura, questo distretto che è stato riconosciuto appunto dalla Regione Veneto nel 2024. E per spiegare un po' cos'è il distretto urbano del commercio, è un'infrastruttura strategica di governance territoriale e di sviluppo economico che per la sua natura presuppone l'integrazione di strumenti operativi che impattino sulle politiche urbane, lo sviluppo delle attività commerciali e della valorizzazione turistico-culturale. Quindi la sua funzione principale è di rigenerazione urbana e interventi con successo sulla competitività del sistema città. Io ho portato anche degli esempi dove praticamente, avendo istituito il distretto urbano del commercio, dà la possibilità di partecipare ai bandi regionali, okay, come è stato fatto nel passato. C'erano praticamente 2 finestre, la prima era fino al 2023, mi sembra, però noi non eravamo ancora costituiti come distretto del commercio, e la seconda finestra la stiamo aspettando ormai dopo le elezioni regionali, perché purtroppo adesso appunto siamo in scadenza di mandato della consigliatura regionale, quindi molto probabilmente una volta riformulato il Consiglio regionale e la Giunta si andrà verso un secondo bando, e questi bandi regionali danno proprio la possibilità, attraverso una compartecipazione pubblico-privato, attraverso contributo regionale, però un investimento anche privato, di poter recuperare o rigenerare qualche situazione. E, insomma, ci sono dei buoni esempi fatti in città come Treviso e città come Oderzo che sicuramente potranno essere sviluppati anche a Vittorio Veneto e nel quadrilatero stesso. Detto questo, volevo solo anche ricordare la questione, il brand che avevate scelto, che era Viver Bene Vittorio, che mi sembra anche un brand che mi trovo d'accordissimo, nel senso che dobbiamo, io dico, essere fieri di vivere a Vittorio, che a Vittorio si vive bene, quindi il Viver Bene a Vittorio mi sembra che sia azzeccato, e questo fa sì, questo brand dovrebbe essere un po' il leitmotiv di tutto quello che è la rigenerazione, no? Sotto l'aspetto del commercio legato al turismo, alla cultura e quant'altro. Detto questo, volevo solo anche evidenziare i passi che stiamo facendo, e il consigliere Posocco citava prima appunto il professionista con cui ha interagito fino all'anno scorso, che noi abbiamo ripreso con lui il percorso. Adesso stiamo praticamente predisponendo, anzi abbiamo predisposto il famoso questionario rivolto a tutti gli operatori del commercio, ma anche del turismo, della ristorazione, per raccogliere quelle che sono le proposte, le esigenze, le criticità, e dopodiché faremo un confronto pubblico nel mese di novembre in cui verranno un po' resi
presa visione dei risultati, e poi inizieremo con una serie di iniziative sempre legate al discorso del DUC, no? E su questo, voglio dire, potremmo, anzi, questo sarà un punto essenziale per concentrarci sulla questione del quadrilatero, quindi potremmo fare un focus preciso sulla questione del quadrilatero. Io vorrei aggiungere solo anche altre due considerazioni che avevamo preso in esame. Io non sono contraria a inserire qualche ufficio pubblico magari all'interno proprio del quadrilatero sotto tipo una questione che stiamo portando avanti è la questione dello sportello del cittadino che vorremmo riuscire ad aprire, e un punto deve essere un punto accessibile, un punto facile, e voglio dire non escludiamo l'eventualità di aprirlo nella zona del quadrilatero. E assieme a questo, altra considerazione, che abbiamo avuto insomma la sensazione, i contatti, che ci sia un interessamento da parte di alcuni professionisti, no? Rispetto ad alcuni locali. Qua stiamo parlando di questioni naturalmente private, perché appunto tutti i locali, i negozi sono di proprietà privata, e quindi naturalmente noi proviamo a facilitare anche il dialogo tra privati dove serve, voglio dire, però insomma sembra che ci sia un'attenzione, voglio dire, cioè mi viene da dire che i cittadini di Vittorio Veneto, anche coloro che hanno delle professioni, sentono l'esigenza di prendersi, tra virgolette, cura del quadrilatero, cioè la città e i professionisti, gli imprenditori hanno questa idea, questa voglia di investire sul quadrilatero, naturalmente in base anche alle disponibilità e in base anche alla tipologia di lavoro, di attività che si può aprire all'interno del quadrilatero. Quindi potremmo, dico, magari condividere il percorso, naturalmente, ecco, step by step, naturalmente, perché naturalmente sono percorsi abbastanza lunghi, non si fa tutto velocemente, però io penso che anche all'interno di una commissione volentieri possiamo anche, sì, ripeto, condividere il percorso che stiamo portando avanti. Grazie. Grazie. La parola al consigliere Cutifani. Grazie Presidente e buonasera a tutte e tutti. Volevo portare un po' una riflessione che mi è venuta ascoltando i precedenti interventi e riflettendo anche sulla mozione presentata, perché io penso che quello del quadrilatero sia un tema importante, se non fondamentale per la città, perché si trova appunto in centro, si trova vicino ai giardini, si trova vicino comunque a delle zone calde, importanti per la città di Vittorio Veneto. E pensando proprio al luogo, allo spazio del quadrilatero, mi è venuto in mente che pensiamo sempre al quadrilatero come un luogo di spazi chiusi, no? Parliamo delle vetrine dei locali al suo interno. Però il quadrilatero è anche lo spazio aperto che c'è e ha un potenziale quello spazio. Mi viene in mente la libreria appunto che c'è in quadrilatero, quando organizza delle cose anche all'esterno, quello diventa uno spazio bello di vita della città e che ha un valore perché è uno spazio racchiuso, uno spazio protetto, uno spazio al coperto. E in quadrilatero poi, se si passa durante il giorno, la sera, passano delle persone, è vissuto. E anche questa è un'altra riflessione sul fatto che ci sono delle persone che lo vivono e che probabilmente anche hanno piacere a stare lì se ci stanno. E quindi magari anche l'idea di coinvolgerle, di pensare a come vedono loro questo spazio della città, perché se ne possano anche possano sentirsi parte della progettazione
e non solo, no, fruitori di qualcosa, perché sì, è vero che è importante che quegli spazi vuoti vengano affidati a qualcuno e non rimangano solo degli spazi vuoti. Però poi è anche importante che la città senta quello spazio come suo e non uno spazio in cui ci sono delle attività semplicemente calate dall'alto a cui poi io mi rivolgo. Quindi era solo un po' questa riflessione che voi chiedevate, no? Per condividere idee, perché è uno spazio comunque vissuto e se insieme lo pensiamo, insieme intendo proprio come cittadini che vivono uno spazio, magari anche si riescono a trovare delle soluzioni creative, innovative per riappropriarsi di uno spazio, anche perché appunto la crisi del commercio è una crisi che c'è e che non penso riusciremo a risolvere, insomma, a Vittorio Veneto, perché non abbiamo solo noi, ecco. Quindi un po' questo, grazie. Grazie consigliere. Diamo la parola all'assessore Giulio De Antoni. Sì, buonasera. Solo per un'informazione aggiuntiva rispetto a quello che ha detto il sindaco, ho avuto modo di partecipare a 2 assemblee del condominio Quadrilatero e questo argomento, diciamo, del decoro della galleria è venuto fuori, l'abbiamo avanzato noi e poi, diciamo, è stato molto dibattuto. C'è una situazione un po' particolare legata ai regolamenti di condominio, per cui in sostanza i lavori che devono essere fatti nella galleria sono regolamentati da un regolamento specifico fatto forse, non so, 40 anni fa, 50 anni fa, non so quando è stato fatto il condominio, il Quadrilatero, che prevede, insomma, che diciamo, le spese per l'abbellimento e il miglioramento della galleria debbano essere a carico solo dei negozianti. Ma siccome i negozianti poi all'assemblea erano presenti in pochi, tutti gli inquilini, che sono quasi 100, i condomini, tutti hanno dichiarato, una buona parte ha dichiarato la disponibilità a intervenire per migliorare il decoro della galleria, inteso sia come illuminazione, ma anche, riprendendo un po' il discorso anche della consigliera Cutifani, anche come elemento in cui vivere, insomma, penso anche alle grandi città dove ci sono anche dei bar o dei dehors, diciamo, rispetto a quelli che sono invece tutti i bar sono tutti portati sulla strada, ma anche all'interno qualche cosa. Se l'interno è tenuto bene, è pulito, è illuminato, allora ci può anche essere la possibilità di viverlo con anche attività. Su questo con l'Assemblea di Condominio stiamo lavorando, stiamo cercando di recuperare il regolamento iniziale del condominio quando sono stati realizzati i lavori, e da lì c'è un ulteriore, diciamo, apporto positivo lo possiamo dare anche come condominio, perché la disponibilità di gran parte dei residenti c'è tutta anche a farsi carico di una piccola spesa che, se è ripartita tra 15 è una cosa, se è ripartita tra 90 non tutti sono obbligati ad aderire, però potrebbe dare, diciamo, un'ulteriore possibilità di utilizzo di quello spazio. Grazie. Interviene il consigliere Tonon. Grazie, buonasera. Le parole dell'assessore De Antoni mi hanno fatto venire in mente un racconto che in realtà non c'entra nulla, ma che si intitola Un posto pulito illuminato bene, è di Hemingway. Perché mi è venuto in mente? Perché è stato detto anche da chi mi ha preceduto, credo che la prima citazione l'avesse fatta il Presidente del Consiglio Comunale, se il posto è pulito è più difficile sporcare. Se uno trova cartacce per terra, vabbè, una in più, una in meno, non cambia nulla. E l'hanno sperimentato, credo, tutti gli amministratori. Assieme a questo, credo sia molto rilevante la questione della sicurezza.
come ha sottolineato la collega Caldart all'inizio. Se un posto è pulito, illuminato bene e sicuro, è più piacevole e ovviamente più sicuro per tutto andarci. E quando ci sono quelle giornate in cui il centro viene, la percorrenza delle macchine non è possibile perché c'è qualche manifestazione, ci sono più bambini, ci sono più ragazzi, ci sono più famiglie che possono girare tranquillamente. Ora, è vero che il centro non è Serravalle e non si può proporre come io proporrei a Serravalle per alcuni giorni almeno festivi la chiusura totale l'inibizione proprio all'attraversamento delle auto. A Vittorio, in centro, ovviamente non si può fare se non parzialmente come già si fa qualche volta, però la sicurezza, la pulizia e il decoro, come ha detto l'assessore De Antoni, del posto è sicuramente rilevante. Saggiamente il collega Posocca ha detto non saremmo certamente noi a risolvere il problema del commercio, e questo è vero. Possiamo mettere la nostra piccola parte. Per questo ritengo che se c'è la possibilità di creare le condizioni perché qualcuno, lo metto fra virgolette, ma neanche tanto perché chi fa impresa rischia comunque, quindi si prende il rischio di iniziare o trasferire al Quadrilatero una sua attività, il successo, se ci sono le condizioni, quelle che abbiamo detto prima, sicuramente sono più rilevanti rispetto a un posto periferico, abbandonato, non pulito, non illuminato, non sicuro, eccetera. Non ritengo però, francamente, l'abbiamo già detto anche fra di noi nella riunione di Capigruppo, oltre che anche durante la precedente consigliatura, che lo spostamento dell'ufficio anagrafe, come suggerito in questa mozione, sia risolutivo. Piuttosto, a parte lo sportello del cittadino, come ha suggerito e proposto di fatto il sindaco Bagliana, forse, se fosse possibile, l'ufficio IAT, cioè o altri uffici che possono avere un'apertura non solo e non tanto durante i giorni feriali, quanto più durante i giorni festivi, sabato, domenica, possibilmente, se fosse possibile, anche magari pomeriggio, tardo pomeriggio, cioè in quei momenti in cui è bene che ci sia una presenza, perché la presenza di più persone comunque costituisce un fattore di sicurezza per tutti. Sto pensando, per analogia, per esempio, anche alla Corte delle Rose a Conegliano. Non ha una sorte diversa dal Quadrilatero, anzi, per certi versi forse peggiore. In questo caso non vale ovviamente l'adagio, ma il comune mezzo gaudio, anzi, sarebbe bene che sia dall'una parte che dall'altra ci fosse più sicurezza e più fruibilità e fruizione da parte dei cittadini e non cittadini. Ma più che uno spostamento di uffici, credo sarebbe opportuna un tentativo di rivitalizzazione assieme ai soggetti interessati, quindi non solo i proprietari ovviamente, ma le associazioni di categoria credo siano deputate, anzi sono deputate anche ad attivare tutte quelle azioni che possono andare incontro a quelle che sono le necessità e le esigenze dei propri associati, quindi dei commercianti, ma direi anche associazioni culturali, se fosse possibile, sono tantissime a Vittorio, creare degli eventi continui all'interno del Quadrilatero, non per non considerare gli altri quartieri, tutti hanno bisogno, ma concordo con chi ha detto, la collega Cutifani poco fa, che effettivamente
il centro è in qualche modo la cartolina della città e quindi tentare di trovare delle soluzioni alternative o anche tradizionali, se possono essere di aiuto, potrebbe far bene. Non lo so, non sono pregiudizialmente contrario, ma non ho visto in nessun posto in cui i parcheggi sono gratis cambiare o aumentare francamente il... Però si può provare, ripeto, non sono pregiudizialmente a favore dell'uno o dell'altro. Per quanto riguarda poi diciamo infine la logistica degli uffici, non mi pare, a parte appunto lo IAT, che è un ufficio fra virgolette comunale, non mi pare che l'amministrazione in quanto ente abbia degli uffici che possano essere particolarmente adatti, ecco, diciamo così, ad essere posizionati al piano terra del quadrilatero. Perché se ci pensiamo, a parte gli orari, che ovviamente sono orari stabiliti da contratti e da accordi sindacali, hanno fruizioni, come dire, molto particolari, tutte abbastanza specifiche, ecco. Tanto per dire, se ci fosse, lo dico ovviamente per assurdo, l'ufficio urbanistica, quanta gente ci andrebbe dentro? Nessuno quasi. E non ci sono altri uffici deputati, cioè, ci vorrebbe, ma non possiamo ovviamente spostarlo. Se ci fosse, che so, la biblioteca qui, come era una vita fa, potrebbe essere più gente, ma non possiamo sicuramente spostarla da Cenere da qui. Per cui sicuramente i colleghi che hanno presentato questa mozione l'hanno fatto, hanno colto nel segno, nel senso che avendo amministrato fino a un anno fa sapevano benissimo qual era la situazione e la vedono i cittadini. Concordo e raccolgo l'invito che è stato fatto, discutiamone insieme, poi vediamo se si riesce a trovare una soluzione condivisa. Grazie. Grazie consigliere. Intervento del consigliere Carnelos, prego. Dunque, il tema sollevato, anzitutto buonasera a tutti, anche a coloro che ci sentono da casa. Il problema sollevato dalla lista La persona al centro è sicuramente un tema stimolante e attuale ed interessante. Anche perché apre un vaso di Pandora, che è quello del commercio. E sappiamo tutti come sia un tema che interpella tutte le realtà territoriali di questo nostro paese. Non è Vittorio o Conegliano o Treviso. È proprio un mondo che sta cambiando. Non lo so se si tornerà al commercio che fu. Per ora io credo di no, anche perché è cambiato l'humus culturale di chi utilizza i negozi o non li utilizza affatto. Guardate, anche da un punto di vista generazionale, ho letto che le giovani generazioni non vanno nei negozi. E siccome noi ce ne andremo e arriveranno le nuove generazioni, è difficile che cambino quando avranno i capelli bianchi. Ciascuno di noi è frutto della cultura che ha avuto da ragazzo e da giovane e se la tiene. E allora è un punto su cui davvero dovremmo discutere, perché quel tipo di commercio non tornerà più, o almeno a breve termine. Anche perché talvolta siamo anche ipocriti. Diciamo che il problema c'è, diciamo che bisogna fare qualcosa, ma se andiamo in centri commerciali poi ci incontriamo tutti là. C'è un problema. Seconda questione,
il come. Certo qualcosa bisognerà fare. Per esempio, secondo me mi stuzzica l'idea della occupazione dello spazio pubblico all'aperto. Qualche volta è stato fatto. Io ho partecipato, soprattutto quando ci sono state delle commemorazioni, poi si finiva col coro o dei cori che cantavano o suonavano al coperto. E effettivamente sono iniziative che riempiono quello spazio. E lì probabilmente ci si può pensare. Nella mozione si parla dell'anagrafe. Anch'io, e lo dico apertis verbis, credo che non sia una soluzione, anche perché gli spazi che ci sono giù sono angusti, c'è un problema di privacy, c'è un problema di toilette e effettivamente credo che non sia la collocazione giusta. E poi c'è un altro aspetto, questo fa parte, a dire la verità, del mio bagaglio culturale attuale, che mi induce a pensare che purtroppo in Italia c'è troppo patrimonio pubblico e si dice che è la mano morta, che è là e che si spera che qualcuno la compri. Davvero mi sembra, come si può dire, non congruo pensare di comprare ancora immobili. Questo è un dato, ma ripeto, è una mia convinzione economica, che peraltro, a dire la verità, trova dei supporti a livello nazionale. Quella che dicono bisogna liberare e mettere sul mercato gli edifici pubblici non utilizzati, e pensate solo a Vittorio, non so, Cosmo, Mafi, Villa Papadopoli, grandi contenitори, grandi immobili che in realtà si sbloccheranno solamente quando potranno essere messi sul mercato e troveranno qualche acquirente. E quindi sotto questo profilo andrei cauto col pensare di comprare immobili. Troppo ottimista l'assessore De Antoni. Pensare a una riqualificazione o una incentivazione pensando di mettere d'accordo un condominio, non so, sarà anche per ragioni professionali, prima di mettere d'accordo un condominio, non so, per carità, magari qui sarò smentito. Al collega Tonon è venuto in mente un'opera di Hemingway, parlando del condominio e di pensare che possa essere un condominio a risolvere il problema. Non mi ricordo l'autore, a me viene in mente Tutta la vita aspettando Godot, e quindi anche il quadrilatero aspetterà come Godot, se è quella la soluzione. Mi pare invece perseguibile il mettere assieme le varie forze per verificare insieme come poterlo risolvere. Ed è chiaro che sotto questo profilo le prime parti sociali da sentire e da coinvolgere sono proprio il Confcommercio, le associazioni dei commercianti, per sentire anche loro cosa dicono, che probabilmente degli studi li hanno fatti anche loro, e quindi dico non vale la pena spendere ulteriori soldi per fare studi, anche perché poi gli studi rimangono, quelli soprattutto pubblici, rimangono nel cassetto e rimangono per lavarsi la coscienza. Ultima cosa, ma credo sia evidente, non è un problema facile. E la cartina del tornasole che non sia un problema facile è il fatto che in passato non si sia riusciti a risolvere. Sono fatti studi benissimo, ma anzi non solo
non si sono risolti, ma ha trovato, come si può dire, contrapposizioni anche all'interno di quella che era l'amministrazione passata, per capire la difficoltà e la poliedricità della problematica. In ogni caso, credo sia opportuno appunto una pausa di riflessione che ci dia modo di studiare assieme, senza studi fuori, cosa si può fare. Grazie. Grazie consigliere Carnelos. Do la parola al consigliere Passetto. Presidente, grazie. Inizierei il mio intervento con un ringraziamento ai consiglieri del gruppo La Persona al Centro che hanno portato all'attenzione di questo Consiglio Comunale un tema che io comunque ritengo particolarmente importante. Ho apprezzato anche il dibattito che c'è stato tra i consiglieri di minoranza e di maggioranza, l'ho trovato un dibattito costruttivo finora. Vorrei mettere un po' assieme l'intervento di molti consiglieri che ho sentito, di minoranza e anche di maggioranza, con l'intervento che faceva la consigliera Cutifani prima. Direi di metterli assieme per cercare di vedere il quadrilatero non come un edificio, ma come una zona, come un'area. E quindi con riferimento ai locali, ma con riferimento anche all'esterno. E su questo mi ricollegherei anche, se posso permettermi, a quella mozione che ho presentato qualche mese fa a nome della maggioranza relativa all'intitolazione dei giardini pubblici alla memoria di Falcone e Borsellino. Credo di aver detto in quell'occasione, ma comunque c'è sicuramente all'interno della mozione la valorizzazione anche dei giardini pubblici e in questa sede quindi mi permetterei di estendere la considerazione relativa al quadrilatero anche ai giardini pubblici, vedendo quindi l'area centrale all'interno di questo ragionamento. Concordo con molti consiglieri che hanno detto che l'ordine, la pulizia, il decoro facciano la loro parte. Io su questo ne sono assolutamente convinto, quindi faccio mie le parole di questi consiglieri e le rimarco. E anche l'illuminazione pubblica, altro aspetto che secondo me è essenziale, come è essenziale nell'area centrale, ma è importante anche in altre aree. Recentemente abbiamo visto la sistemazione dei vialetti, quelli lungo il Meschio in zona Serravalle. Credo che quello sia un intervento sicuramente apprezzabile e credo che si potrebbe proseguire anche, se possibile, nell'area più a sud della città, e per stare in tema di illuminazione. Rispetto alla valutazione di portare i servizi nei locali del quadrilatero, sì, è una discussione che è aperta questa sera. Se di servizi si deve parlare, però su questo io direi devono essere servizi ad alta fruibilità, come diceva il consigliere Tonon prima, difficile pensare all'ufficio urbanistica, ecco, perché ci sarebbe comunque, sono poche le persone che lo frequentano, come diceva il consigliere. Considerato che è un tema comunque importante, un tema a mio avviso essenziale in questo momento, sia per l'aspetto del commercio che per l'aspetto della sicurezza che citava il consigliere prima, il consigliere Tonon, l'aspetto del decoro, mi verrebbe da accogliere un pochino le parole del consigliere Posocco che aveva detto prima. Non è o così o niente. Ci ho letto una sorta di apertura alla possibilità di dialogare su un eventuale testo. Ovviamente adesso non credo sia possibile mettersi a emendare un'intera mozione che avete presentato tenendo conto dei vari interventi che sono stati fatti, però anche da parte mia verrebbe un invito a poterne discutere assieme e cercare su un tema come questo di davvero giungere a una soluzione che possa essere il più possibile condivisa dalle forze politiche di maggioranza e di minoranza. Grazie. Grazie consigliere Bassetto. Ridò la parola, una replica al consigliere Posocco.
Grazie, ok, no, discussione interessante su un tema che non è così semplice. Ricordo che siamo arrivati in Consiglio Comunale, come ricordava il collega Carnelos, con la proposta di acquisizione di spazi per avere destinati a dei servizi pubblici dopo una serie di considerazioni. No, non è semplice, come diceva il collega Carnelos, mettere d'accordo tutti i condomini, non è semplice intervenire nella riqualificazione, diciamo, del piano terra dove ci sono i negozi, con l'illuminazione, con la pavimentazione, quindi anche quella di essere proprietari di più negozi, avevamo più millesimi in cui poi come amministrazione si poteva anche intervenire direttamente senza aspettare gli altri su tutto il resto. Quindi Quadrilatero, una visione, anche la collega Cutifani l'ha detto, non di quegli spazi, ma anche degli spazi aperti, gli spazi del centro, gli spazi dei giardini. Avevamo aperto, lo dico, la discussione quanto sarebbe bello avere giardino e Piazza del Popolo unicum senza la strada, quindi con la strada che va in via Trento e Trieste arriva giù, e poi sì, apriti cielo e discussioni però la visione, se noi diamo una visione del centro, sarebbe bello dentro dei locali adesso che vanno, non commercio ma ristorantini, piccoli bar all'aperto ma allo stesso tempo al coperto, con eventi di tutti i tipi, da culturali alla musica, cioè avere un'idea, però tutto capite che stiamo qui a parlare, poi concretamente è difficile, e quindi la decisione di arrivare con una proposta di acquisto per, abbiamo detto, l'anagrafe, non acquistando solo collega Carnelos, ma vendendo i nostri immobili in via Carducci, fa la differenza, ecco perché, ecco. Poi 4 miei consiglieri della Lega hanno votato contro la proposta, ricordiamolo, Consiglio Comunale, quando è arrivata la proposta, 4 consiglieri della Lega hanno votato contro. Quindi è difficile anche alla loro maggioranza andare tutti d'accordo. Quindi adesso sentiamo anche i miei colleghi e poi discutiamone, che non vada persa perché ci sono tante idee e, ripeto, non è che o così o niente. Riprendo le parole del collega Bassetto, secondo me vediamo un attimo di sistemarla per poter fare qualcosa, che non siano sempre le parole, sindaco, tutto, però bisogna anche un po' così, dia lo stimolo di agire anche, oltre ad avere solo le parole. Grazie. Grazie. La parola a Bortolotto. Buonasera, io volevo solamente legarmi agli ultimi 2 interventi che avete fatto, perché anche secondo me, vabbè, il tema è caldissimo, secondo me anche la difficoltà di rottura del ghiaccio iniziale è proprio che avete aperto tutta una serie di considerazioni anche e riflessioni in tutti noi, perché è un tema che va affrontato, ma bisogna capire da che punto di vista. Ritengo anch'io fondamentale non buttare via questa proposta, però è difficile oggi sapere qual è la direzione. Ogni intervento ha aperto delle possibilità successive, avete parlato di spazi aperti, avete parlato di servizi, avete parlato di acquisto. Andrei a possibilmente avere un tavolo o magari una commissione preposta per discuterne insieme, perché anche di decidere un acquisto, farlo senza aver deciso la destinazione precisa, perché le destinazioni in questo momento non siamo tutti concordi, quindi probabilmente va colta questa opportunità, e quindi anch'io vi chiederei il tempo di poter riflettere, di poter analizzare che cosa effettivamente ad alta fruibilità, con un'apertura verso l'esterno, si possa pensare per riqualificare e far rivivere il Quadrilatero, per poi anche fare valutazioni importanti come quella di eventuali acquisti
a fronte di cessioni, non a fronte di cessioni. Quindi credo sia necessario mantenere caldo e attivo questo tema, ma credo sia necessario riflettere bene su quelle che sono poi le proposte pragmatiche, quali saranno gli step per poterlo portare avanti. Quindi semplicemente questa è la mia considerazione. Grazie, consigliere Bortolotto. Do la parola al consigliere Fabio Braido. Buonasera a tutte e a tutti. Molto interessante la discussione questa sera. Sembra effettivamente che ci sia un consiglio dove c'è un dibattito, ci sono delle idee e stiamo discutendo di qualcosa che può anche diventare qualcosa di concreto. E a proposito di concretezza mi ero segnato alcuni punti specifici. Per quanto mi riguarda, io sono d'accordo sul fatto che alcuni sportelli pubblici possano essere aperti, però non altri, proprio per motivi pratico-logistici, orari di apertura, fruizione, utenza. Per cui il discorso dello IAT anche per me è bene. Il discorso dello sportello del cittadino, su cui la Giunta, in particolare il sindaco che prima citava, ci stanno lavorando, e questa è un'altra possibilità. Io sono poi a favore di interventi diciamo importanti, coraggiosi e magari anche con rischio di sbagliare, però sicuramente l'unico modo per sbagliare è non fare, quindi lì siamo sicuri che sbagliamo, quindi meglio rischiare qualcosina e fare interventi importanti. Ad esempio a me è piaciuta l'idea, nel senso che l'avevo segnata nel mio punto di vista, che avevamo discusso anche in campagna elettorale, discutere ad esempio delle viabilità del centro. L'idea di unire Piazza del Popolo con i giardini non mi pare una cattiva idea personalmente, ovviamente va studiata, ha un impatto sulla viabilità, ha un impatto sulla fruizione degli spazi privati, sugli spazi commerciali del centro, però è qualcosa secondo me su cui ci si può confrontare. Sempre a proposito di interventi coraggiosi, magari la biblioteca no, quello sarebbe diciamo, per moltissime ragioni diciamo, una strada probabilmente da non seguire, però ad esempio le aule studio, questo porterebbe a una frequentazione di giovani, magari tenendo gli orari delle aule studio magari un pochino più a favore degli studenti che avrebbero piacere di usarlo addirittura insomma, in prossimità della cena, se non addirittura dopo cena. Questo porterebbe a una frequentazione, passatemi in termini di un certo tipo, di giovani e quindi diciamo, ci sono degli interventi che si possono fare e io invito l'amministrazione a fare scelte coraggiose. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Caldar, prego. Allora, innanzitutto ringrazio tutti i consiglieri che sono intervenuti perché, e anche la sindaca e l'assessore De Antoni, perché è stato interessante capire che tutti abbiamo a cuore il bene della città, partendo oggi da questo punto focale e vitale, direi, no? Per la nostra città e poi ovviamente di tanti altri temi e altri luoghi. E quindi è già un buon punto di partenza, condividere la finalità. Vorrei riportare un attimo la vostra attenzione su quello che è il punto, ancora una volta, focale di questa mozione. E perché dico questo? Perché questa sera abbiamo ascoltato anche diciamo, interventi pratici, no? Non so, però siamo andati secondo me troppo sono andati troppo nello specifico, cioè per carità consigliere Carnelos, Beckett, Waiting for Godot, certo nessuno vuole restare qua ad aspettare per secoli quello che mai poi succederà, però lo so che è un esempio, ma l'esempio dei cori, il problema dei bagni negli uffici, cioè mi sembra che siamo andati
fuori strada, nel senso che, senza offesa naturalmente, ma nel senso che non era la finalità di questa serata andare a risolvere il problema. La finalità di questa mozione era suscitare l'attenzione di tutti, ma non risuscitare perché non ci fosse, ma diciamo così, dare un po' di vita alle ceneri in modo che il tema venisse discusso. Quindi vorrei riportare la vostra attenzione su quello che abbiamo scritto nella mozione. Cioè noi abbiamo parlato più volte di strategia integrata di rigenerazione urbana. Quindi strategia integrata significa, può essere appunto la rigenerazione che riguarda il commercio, ma anche la viabilità, ma anche il verde, eccetera. E come? Attraverso un tavolo di confronto con operatori economici, quindi non abbiamo parlato solo di commercio, quello è una delle modalità. Certo, è vero che oggi più che mai si tende a fare gli acquisti online, però è anche vero che oggi se vuoi comprarti un paio di scarpe a Vittorio in un unico negozio, parlo per le signore, se vuoi comprarti qualcosa da metterti addosso, veramente la scelta è molto ridotta rispetto a pochi anni fa, ed è altrettanto vero che nelle grandi città ci sono invece anche nascite di negozi, di piccoli negozi. Chiaro, spopolano i brand, i grandi brand, i grandi marchi, però soprattutto laddove sono messi insieme e sono messi vicini, c'è quasi una concorrenza della stessa tipologia merceologica, continuano ad aumentare. Ma non è nostro compito definire cosa fare e come fare del commercio, assolutamente. Così come non è nostro compito, in questo momento, definire cosa fare del traffico, definire dei parcheggi o del verde. Quello che noi abbiamo provato e abbiamo voluto sottoporre all'attenzione di questo Consiglio Comunale è proprio la necessità di far interagire tra di loro non tanto i consiglieri comunali, di cui alcuni magari voi avete più competenze di quelle che posso avere io, ma l'insieme di coloro che possono essere e sono interessati, a partire dai proprietari ovviamente, perché non possiamo fare i conti a casa di altri, e giustamente come ha detto il collega Posocco, l'idea di proporre degli ulteriori acquisti era proprio per avere più materia prima a disposizione, più spazio a disposizione, ma questa è una nostra idea, ma anche ovviamente le associazioni di categoria sia commerciali che artigianali, benissimo se ci sono dei professionisti che hanno dimostrato il loro interesse ad entrare in questi spazi, benissimo l'idea che ci siano che ci sia anche il terzo settore, associazioni, anche se poi lì, lo sappiamo tutti per esperienza, c'è il problema di chi paga l'affitto, c'è il problema di chi tiene aperto le aule studio. A Stiera basta vedere la difficoltà che abbiamo avuto noi, ma credo che anche voi la state sperimentando nel tenere aperto l'Innovation Lab, che è proprio destinato a co-working e a delle bellissime sale studio, però c'è il problema di avere qualcuno che poi le tenga aperto e che deve essere pagato per questo, no? Quindi il nostro intento non era oggi dare la soluzione. Certo, abbiamo fatto questo esempio che è un po' una provocazione, quella di portare l'ufficio anagrafe, perché era un punto dal quale noi eravamo partiti, quindi ci pareva anche di dover partire da qualcosa di concreto, proprio come ho detto, per poter individuare dei passi concreti e realistici, però, consigliere Bassetto, e l'ha detto anche il consigliere Tonon, abbiamo scritto proposta di ricollocazione al piano dell'ufficio terra dell'ufficio anagrafe e di altri servizi ad alta fruizione, quindi è già pensato che possa essere un esempio e che ci possano essere delle alternative. Quindi davvero capitelo come la proposta di avere un tavolo di concertazione, però non uno di quei tavoli che viene aperto, che viene dimenticato. Ovviamente deve esserci la concertazione con chi professionalmente fa questo lavoro, però anche ovviamente un pensiero politico di indirizzo, perché poi chi fa il lavoro deve avere un pensiero, un indirizzo. E l'idea del cronoprogramma è ovvio che sarebbe cogente dire entro la fine dell'anno sindaca portaci il cronoprogramma, però non possiamo neanche pensare di lasciarlo troppo aperto, perché sennò si rischia di arrivare a fine mandato e poi il sindaco successivo nel frattempo non succede nulla. Allora la nostra proposta
potrebbe essere quella di ritirare questa mozione così come è stata presentata questa sera, con l'impegno che chiediamo al Presidente del Consiglio di convocare le commissioni congiunte che hanno titolo a lavorare su questo tema per discutere di un possibile testo, nuovo testo, da riportare però in Consiglio Comunale, tutti d'accordo, di modo che la Giunta abbia anche un supporto, perché a mio parere una mozione, un atto di indirizzo è un supporto per la Giunta, è un aiuto perché sanno già da dove partire, condiviso e che davvero possa dare, speriamo, dei risultati concreti alla nostra città. Questa è la nostra proposta. Io accolgo l'invito di farmi promotore con i presidenti delle commissioni che saranno coinvolte in questa costruzione e rivisitazione della mozione. Posso farlo sicuramente anche domani, nei prossimi giorni, e credo che sia la strada più opportuna da percorrere per arrivare, appunto, come abbiamo auspicato tutti quanti, a una mozione condivisa che poi darà mandato e impegnerà la Giunta a percorrere le tappe necessarie che richiederanno sicuramente qualcosa di più dei 90 giorni, ma insomma condivido che insomma si può sollecitare un intervento, un interesse il più immediato possibile. Se ci sono altri commenti. Prego, Dare. Intanto buonasera a tutti. Credo che, diciamo, stiamo parlando di un quadrilatero che è sicuramente un edificio commerciale e residenziale che nasce attorno agli anni 60, abbattendo quello che secondo me era un qualcosa di straordinario, che era, diciamo, quel manufatto di stile umbertino, ma erano gli anni 60 del boom economico, del boom del grande cemento. Ricordiamoci cosa è stato abbattuto facendo posto il bar alpino, ricordiamoci i Talamini, una serie di aggressività, diciamo così, perché era la modernità di quegli anni. Si è pensato a un quadrilatero, diciamo, con la parte commerciale importante, ma che non funziona più. L'ha detto prima il collega Tonon, vediamo a Conegliano, vediamo Corte delle Rose, vediamo il Biscione, tutto quel tipo di commercio su centri urbani dai 30-40 mila abitanti non funziona più, funzionano i centri commerciali dislocati vicino alle grandi vie di comunicazione, pensiamo a Noventa, pensiamo a altre cose. E quindi tutte le riflessioni che sono state fatte questa sera, che sono riflessioni sicuramente importanti e tutte degne di nota, con l'acquisto che viene proposto su questa mozione, che era quello di acquistare, diciamo, degli spazi che in questo momento sono vuoti, per portare delle attività, diciamo, del Comune di Vittorio Veneto, che può essere lo IAT, possono essere altre cose, l'ufficio sport e quant'altro. Perché io non considero più la parte, diciamo, sotto del quadrilatero come una parte privata o condominiale, ma io la considero una parte importante della stessa piazza centrale di Vittorio Veneto. E questa è l'idea di questa mozione, che è un'idea di ripensare al centro città e non pensare al quadrilatero come un centro privato. Quindi quando si parlava di illuminazione, quando si parla di recupero urbano, di rigenerazione urbana, la si deve pensare non con lo spirito magari un po' privatistico, che giustamente il privato ha investito, ha fatto, però, ripeto,
Se ci fossero degli spazi che il Comune può acquisire, che poi ha delle necessità anche logistiche, poi si vendono altre cose, poi si possono vendere altre cose. Credo che questo sia qualcosa da pensare perché, ripeto, quell'area non può essere considerata un'area privata, ma un'area di sviluppo del centro cittadino, anche con scelte importanti delle amministrazioni. Ce ne sono state fatte tante e quando abbiamo portato e fatto il traforo di Santa Augusta, contestato e amato, odiato e quant'altro, però alla fine adesso vediamo che se magari si ripensa alla nostra città a livello, diciamo, più turistico, più vivibile, e chiudiamo magari quel centro di Serravalle qualche domenica, secondo me si dà la possibilità, diciamo, a chi viene da fuori, al turista magari anche dei contermini e dei comuni contermini, di vivere il nostro centro città, che va da Serravalle, che va e può arrivare sicuramente, naturalmente, anche al centro. Quindi penso al mercatino al primo del mese, il mercatino dell'antiquariato, vederlo con le macchine, sinceramente mi pare, diciamo, ci sono delle scelte che bisogna fare. Vogliamo ricambiare la nostra città, vogliamo dare alla nostra città, bisogna fare delle scelte anche difficili, ma sono scelte, attenzione, che il commerciante, che è quello che sicuramente è quello che alza le barricate e gli scudi, sarà il beneficiario di queste scelte. Lo vediamo sui centri commerciali o sui grandi centri. Prendiamoci l'esempio di Sacile, che alle 7 di sera è area pedonale e diventa un centro di cittadino di estrema vivacità, e quell'estrema vivacità che manca in questo momento a noi. Allora, queste scelte, noi siamo in minoranza, siamo stati in maggioranza, c'è stata l'alternanza a più riprese in questo Consiglio Comunale, ma i problemi sono sempre quelli e le risoluzioni sono sempre le stesse. Quindi ripensare al quadrilatero non come uno spazio privato, ma come uno spazio che può essere pubblico. Questa è la proposta che noi abbiamo lanciato. Grazie. Grazie. Sindaco, prego. Aggiungo un'altra considerazione, innanzitutto anche perché poi, come avete detto voi, si tratta di mettere a terra le questioni, no? Cioè perché poi le idee ci sono, le proposte ci sono, il problema poi è iniziare a concretizzare attraverso degli strumenti che abbiamo a disposizione. Innanzitutto sul discorso del quadrilatero vorrei dire che sì, renderlo pubblico sì, però ricordiamoci che è proprietà privata. La galleria è ad uso suolo, sì, ad uso pubblico, però è privata, quindi dobbiamo fare i conti col regolamento di condominio, con alcune questioni che non sono proprio cose di poco conto, e quindi ci sono dei passaggi, insomma, da rispettare e da cercare anche di sistemare, questo sicuramente. Per quanto riguarda la proposta, io sono d'accordo. Ecco, la questione che vorrei evidenziare è che da un punto di vista del commercio in generale, per quanto riguarda il ritorno sul distretto del commercio, perdonatemi, diciamo qualche azione la stiamo già portando avanti, no? E in quest'anno siamo riusciti, adesso firmeremo il protocollo d'intesa con tutti i soggetti che sono interessati, quindi tutti il discorso dei commercianti, ma non solo commercianti, ci sono associazioni di categoria, ma anche associazioni sportive, cioè associazionismo in generale o stakeholder del turismo, insomma tutti quelli che sono disponibili a firmare questo protocollo d'intesa sul distretto del commercio si troveranno per la stipula di questa convenzione. Detto questo, sappiamo che poi per fare le cose i tempi sono parecchio lunghi perché, ripeto, anche voglio dire il precedente bando, quello relativo al 2023, cioè
purtroppo non siamo riusciti a intercettarlo, no? Quindi, ripeto, io sono d'accordo di trovarci, eventualmente di convocare la commissione, sono altrettanto d'accordo però di darci degli step che noi li stiamo facendo, non è che non stiamo facendo nulla, magari concentriamo l'attenzione e il focus sul quadrilatero e proviamo a ricercare delle proposte. Sono anche d'accordo di farci accompagnare in questo da dei professionisti, perché come è stato detto noi diamo delle indicazioni ma poi bisogna, ripeto, mettere a terra le questioni e, insomma, volevo anche sottolineare questo, quindi l'impegno c'è, stiamo anche già lavorando su questo, concentriamoci, però avendo i tempi giusti, ecco, questo in poco tempo non riusciamo a fare assolutamente nulla. Ecco, grazie. Scusate, sull'ufficio IAT io sono d'accordissimo nell'eventualità di trasferirlo a quadrilatero, tra l'altro venerdì ci sarà anche l'inaugurazione dello IAT, no? Dopo 2 anni che c'è, però voglio dire, questo non c'entra, nel senso che l'arredamento può eventualmente essere trasferito da una parte all'altra. Grazie. Allora voi Sì, credo che la proposta fatta dal mio capogruppo vada votata. No? Non va? Ok, va bene. Sì, sì. Posso andare un attimo fuori tema, una cortesia. Venerdì c'è l'inaugurazione dello IAT, ci è arrivato l'invito a noi consiglieri. Per cortesia anche le altre inaugurazioni ci farebbe piacere essere invitati. Grazie. Quindi io posso considerare ufficiale del punto dell'ordine del giorno? D'accordo. Bene, allora il punto è ritirato. Passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno. Bilancio consolidato anno 2024, approvazione. Ok, sì. Quindi l'argomento è bilancio consolidato anno 2024, approvazione. Ci sono delle norme, insomma, nazionali che prevedono che i comuni, gli enti locali redigano annualmente un bilancio consolidato con tutti gli enti, organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, cioè tutto quello che è, diciamo, il comune con tutte le società o gli enti che in qualche modo partecipano all'attività del comune. L'elenco di questi enti è abbastanza lungo, comunque solo per informazione, ma stavo un minuto, l'ho fatto anche in commissione, leggerei quali sono tutti gli enti nei quali comunque il comune ha qualche interesse, qualche diciamo, collegamento. Allora sono, diciamo, il consorzio BIM Livenza, il consorzio BIM Piave Treviso, il BIM Piave Nuove Energie, Società Informatica Territoriale. Queste due sono consolidate all'interno del consorzio BIM. Poi c'è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale, il Consiglio di Bacino Sinistra Piave, la Fondazione Fender, la Fondazione Minuccio Minucci, l'Istituto Cesana Malanotti, il Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio, il CIT, la Samno, Bioman, Asco Holding, Asco Piave, il GAL dell'Alta Marca Trevigiana, la MOM, Mobilità di Marca, Vittorio Veneto Servizi, Piave Servizi, Viveracqua, che comunque è collegato a Piave Servizi. Sono tantissimi e, diciamo, annualmente, in base sempre a questa normativa, annualmente la Giunta deve verificare qual è
l'ambito, insomma, quali sono i soggetti che in qualche modo vanno a far parte di questo gruppo Comune di Vittorio Veneto, tenendo conto di alcune problematiche, cioè devono essere comunque enti che, diciamo, in qualche modo il Comune ha delle azioni, ad esempio, quindi come nel caso di Piave Servizi, come nel caso di MOM, ma poi anche la partecipazione deve essere importante, cioè non può essere, ci sono dei parametri, insomma, che definiscono anche quali di queste società debbano essere inserite nel gruppo Comune di Vittorio Veneto e quali altre, invece quelle che hanno queste partecipazioni molto basse, minoritarie sono tutte, ma molto basse, diciamo, sicuramente non devono essere inserite. E quindi da questa analisi, che è stata fatta con una delibera di giunta del giugno 2024, abbiamo individuato quali sono le società che entrano nel consolidato, che sono riportate anche nella delibera che avete sotto mano, ma che sono il Consorzio BIM Piave Livenza, il Consorzio BIM Piave Treviso, che poi consolida al suo interno Nuova Energia e Informatica Territoriale, il Consiglio di Bacino Veneto Orientale, il Consiglio di Bacino Sinistra Piave, l'Istituto Cesano Malanotti, il Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio CIT, Vittorio Veneto Servizi e Piave Servizi. Di tutti questi, poi nell'ambito anche nella delibera riportato, di alcuni di questi non abbiamo, diciamo, una partecipazione diretta. Ad esempio, il Cesana Malanotti è considerato effettivamente un ente in qualche modo collegato al Comune di Vittorio Veneto, ma noi in questo non partecipiamo, diciamo, all'attività di gestione del Cesana, definiamo solo gli obiettivi con il DUP e poi nominiamo ad ogni scadenza il Consiglio di amministrazione. Quindi in questo caso del Cesana Malanotti, che è considerato un soggetto, un ente che fa parte del consolidato, di questo però non consolidiamo il bilancio, perché il bilancio resta una cosa autonoma rispetto a quello che è il bilancio consolidato. Quindi noi alla fine consolidiamo solo all'interno di questo raggruppamento, consolidiamo solo il Consiglio di Bacino Veneto Orientale, di cui abbiamo il 3,27%, il Consorzio BIM Piave Treviso, di cui abbiamo il 2,94%, il Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio 9,2%, la società Piave Servizi, di cui abbiamo il 6,02%, e Vittorio Veneto Servizi, di cui abbiamo il 100%. Da tutto questo mettendo vicino in sostanza i bilanci economico-patrimoniali di tutti questi soggetti e anche il bilancio del Comune di Vittorio Veneto, che è stato approvato, quello economico-patrimoniale è stato approvato nella delibera del Consiglio Comunale del 30 di aprile assieme al rendiconto finanziario. Mettendo assieme tutti questi formiamo questa struttura, non so come chiamarla, consolidata, e di questa presentiamo allegato alla delibera lo stato patrimoniale consolidato attivo, lo stato patrimoniale consolidato passivo, il conto economico consolidato e la relazione che comprende anche la nota integrativa. Quindi facciamo in sostanza come se fossimo una grande holding internazionale, mettiamo vicino tutte le nostre partecipazioni, chiaramente, diciamo, della Piave Servizi, di cui abbiamo il 6%, noi mettiamo, per quanto riguarda tutte le attività, solo il 6%, ecco, non mettiamo tutto il patrimonio e nel rendiconto tutte le partite che ci sono, ma solamente quelle relative alla quota di cui partecipiamo. E alla fine, diciamo, riprendendo alcuni numeri che avevo dato anche per avere un'idea, avevo dato anche in commissione, il risultato del rendiconto economico, insomma, porta nel 2024 a un utile di 4.540.714. Do questo dato perché nel 2023 il dato era una situazione negativa per 1.107.546. Però dal punto di vista effettivo, dal punto di vista del bilancio finanziario, che è quello che poi su cui noi ci misuriamo, su cui facciamo gli interventi, dal punto di vista di questi due bilanci e dei rendiconti finanziari che ci sono, non è cambiato niente. Cioè l'attività si è svolta, sono aumentati i residui attivi, sono diminuiti i residui passivi, ma alla fine la gestione finanziaria si è svolta regolarmente e tutto quello che
poi nel rendiconto finanziario si legge, tutto quello che poteva essere fatto è stato fatto. Quindi è un documento che al momento non ha un grande valore, questo documento consolidato, è un mettere assieme questi bilanci, tra l'altro vengono fatti in una maniera tramite dei parametri diciamo predefiniti, che i nostri uffici non li fanno neanche, vengono fatti quasi in automatico, e per cui c'è questo documento, è obbligatorio, si deve fare, ma non ha nessun valore fino a quando anche i comuni avranno la possibilità o l'obbligo di fare dei bilanci economico-patrimoniali e quindi poter effettivamente diciamo, portare la situazione patrimoniale attiva e passiva nell'ambito di questo consolidato in cui prendiamo anche questi istituti da parte degli altri soggetti. Alla fine quindi c'è quello diciamo, che mi sento di dire, ma che abbiamo detto anche negli altri consigli comunali in cui ho partecipato, è un documento necessario perché è dovuto per legge, ma diciamo, rende poco dal punto di vista della lettura di queste voci che non portano a dire che bravi siamo stati quest'anno, nel 2024, che eravamo tutti e due, due amministrazioni, che bravi siamo stati nel 2024 che abbiamo avuto un utile di 4 milioni e che male hanno governato nel 2023 perché hanno avuto una perdita. È una cosa che è difficile da capire, infatti anche quando ero nella minoranza chiedevo al Presidente del Collegio dei Revisori ma perché, qual è il commento che fa rispetto a questa cosa? Non sapeva darmi neanche lui diciamo, delle osservazioni. Preciso solo ecco, che nel caso del bilancio 2024 c'è stato questo utile importante perché sono stati considerati in maniera diversa gli accantonamenti che negli anni 2022, 21, 22, 23 sono stati fatti per quanto riguarda il pagamento dei derivati. A un certo momento si è stabilito di non pagarli più perché c'era la sentenza in corso, insomma nel 2024 non sono stati accantonati e quindi queste risorse hanno dato luogo a una sopravvenienza attiva di 3 milioni e rotti, 3 milioni e rotti, insomma, che quindi hanno comportato questo maggiore, diciamo, questo valore positivo del rendiconto. L'auspicio è che nel 2026 o quanto prima, insomma, e come è già previsto anche da parte del Ministero, questo passaggio dal bilancio finanziario al bilancio economico patrimoniale possa essere fatto già nel corso del 2006, si parlavano addirittura già nel 2005 che questo 2025 questo dovesse avvenire in forma così sperimentale, non è avvenuto, forse verrà fatto nel 2026 o al massimo nel 2027 e solo in quel momento potremo dire che questo documento ha un valore importante per l'ente, cioè dalla lettura del documento si leggono delle situazioni reali importanti da cui poi si possa costruire delle iniziative più opportune. Do la parola solo velocemente alla dottoressa Dalla Torre che c'era solo 2 elementi più tecnici rispetto a quello che ho cercato di dire io. Grazie Assessore. La dottoressa Dalla Torre se vuole prenotare. Ok, grazie, buonasera. Rispetto a quello che ha detto l'assessore aggiungo soltanto che per noi ragionieri è importante questo adempimento e ci costringe a fare una riflessione sui bilanci delle nostre società partecipate che chiamiamo genericamente società, ma avete visto sono anche enti. Allora, le cose che andiamo a verificare sono che le società siano inutili e quindi che siano società sane e la correttezza dei rapporti debito-credito che nel redigere il bilancio consolidato vengono sterilizzati. Quindi quello che viene posto all'attenzione è che da queste situazioni debito-credito con gli enti e le società non emergano situazioni di debiti fuori bilancio.
Questo controllo viene fatto in sede di rendiconto, quindi con l'approvazione di aprile, e successivamente viene rifatto per la verifica delle operazioni che vengono effettuate prima di procedere con il consolidamento dei bilanci. Vi faccio notare una cosa, a dimostrazione del fatto che queste società appunto sono sane. Con il rendiconto della gestione in aprile il risultato economico dell'ente era di 4 milioni e 3. Con il bilancio consolidato, pur essendo un bilancio che consolida per alcuni enti e società soltanto una piccola percentuale, è diventato di 4 milioni e mezzo. Quindi vedete insomma che si tratta di società inutili che non ci danno particolari problemi, se non appunto di controllare queste situazioni di debito credito, che comunque sono una normale attività, ma deve essere svolta in maniera molto precisa e puntuale. Non avrei altro da aggiungere. Sì, i revisori hanno verificato scrittura per scrittura, quindi e poi hanno rilasciato il loro parere, quindi una volta avuti tutti i tabulati hanno voluto verificare ciascuna scrittura, poi insomma firmando il parere favorevole, quindi dando il loro parere di regolarità sulla procedura che è stata seguita dagli uffici. Grazie. Possiamo aprire la discussione se ci sono interventi. Prego, consigliere Bassetto. Grazie Presidente. Grazie all'assessore De Antoni che ci ha spiegato tutta la struttura di questo bilancio, che è molto complesso in realtà da capire. Non ho particolari domande tecniche, volevo solo una curiosità. Prima, tra gli enti in cui c'è una partecipazione del Comune che non rientrano nel consolidato, lei citava la Fondazione Minuccio Minucci. Riesce per caso a dirmi che tipo di partecipazione ha il Comune? Grazie. Prego, consigliere Tonon. Grazie Presidente. A pagina 19 del bilancio consolidato sono enucleati i metodi di consolidamento adottati per fare appunto il bilancio consolidato dell'ente, e mi è balzato agli occhi, per quanto riguarda l'Istituto Cesana Malanotti, il metodo di consolidamento integrale, fra parentesi, con evidenza della quota di terzi. Mi ha un po' sorpreso perché se ci fosse stata ancora la Cesana Servizi e fosse la Cesana Servizi consolidata nel bilancio dell'IPAB, capisco che ci sarebbe potuto parlare di quota di terzi, ma così ho qualche dubbio, diciamo, o meglio, gradirei che mi fosse spiegato. E poi per quanto riguarda i diagrammi delle torte, di pagina 25-26, insomma quei diagrammi, era giusto per chiarezza, per capire. Per esempio quello di pagina 25, un colore parla di denominazione, e io non so cioè, se parla in quel caso del comune, perché guardando la tabella che comincia a pagina 24, stiamo parlando della composizione degli oneri finanziari. È evidente che avendo 251.000 su 493 totale, il 51% è il comune.
solo che non è chiarissimo il diagramma, ecco, a parer mio, non è chiarissima, così come quello che c'è a pagina 20, quella dopo, a meno che appunto non sia una lettura diversa. Poi confesso che l'ho già avuto anche nel passato, questo dubbio, anche quando questo tipo di, come si può dire, di documento è emerso, credo fossero gli anni, se lo ricordava se lo ricordavamo col collega Posiocco in commissione, credo fosse 16-17, più o meno quegli anni, e cioè il consolidamento del Cesana. Non è che ce l'abbia su quel Cesana, ma a parte le nomine che fa il sindaco, punto, cioè nomina il consiglio di amministrazione, se ci sono problemi ci fossero problemi, cito il caso del costante Gris di Mogliano, che è anni che è commissariato, cito l'Iras di Rovigo, che è decenni forse che è commissariato, ma non dal rispettivo comune, dalla regione, perché è la regione che ha titolo a intervenire. E allora mi chiedo, ma è una domanda forse accademica la mia, perché evidentemente se è stato inserito entra di diritto e di dovere in base a quelli che sono i criteri fissati dalla normativa. Ma la domanda è, se dovesse avere dei problemi e venisse commissariato e la regione dice, boh, è nel consolidato del comune, ha una perdita di, non ce l'ha, ma ce l'avesse, facciamo un'ipotesi per assurdo, di 100.000 o 1 milione o 10 milioni, il comune cosa fa? Sborsa? Paga? Visto che è nel consolidato. E resta così per decenni, e il commissario aspetta. No, appunto, no, lo paga la regione o lo paga l'ente che ha i debiti? Va bene. No, è una domanda, può essere accademica, però francamente così il costante Gris, sì, uguale. Cioè, non diverso. Ripeto, è una domanda che già mi ero posto e avevo posto e non ho mai, o io non ho mai compreso le risposte o non ho mai avuto una risposta che mi ha soddisfatto, diciamo così. Grazie. Grazie consigliere Tondon. Vediamo se c'è qualche altro intervento prima di dare le risposte all'assessore De Antoni. Non vedo altri interventi per il momento e quindi, assessore, se vuole. Ok, sì. Dunque, adesso la norma è un po' difficile da capire anche per me, che comunque nella delibera che abbiamo fatto a giugno, che si fa ogni anno prima di arrivare appunto a settembre con la definizione, con l'approvazione del bilancio consolidato, nella delibera che si fa qualche mese prima, noi l'abbiamo fatta il 18 giugno, si dice, no, che è considerato che la normativa di cui sopra prevede che gli enti redigano il bilancio consolidato e quindi individuano le società partecipate, controllate, eccetera, eccetera. E poi dice, no, definiscono quindi il gruppo amministrazione pubblica, che è quello di cui parliamo, no? Allora, la definizione del GAP fa riferimento ad una nozione di diritto, di fatto e contrattuale, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o indiretta al capitale delle controllate e ad una nozione di partecipazione. Cosa difficile che non riesco a capire bene, onestamente, ma che diciamo, viene poi riportata nella tabella diciamo, generale in cui vengono individuate tutte quelle società, insomma enti, e ad esempio dove c'è dentro anche la Fondazione Minuccio Minucci e c'è anche la Fondazione Fender. No? Qui appunto nel caso della Minuccio Minucci, quindi rispondo al consigliere Bassetto, si dice no, che le nomine comunali rappresentano una mera designazione di rappresentanza della cittadinanza, manca il requisito della partecipazione a fondo di dotazione, quindi c'è una presenza
è un impegno, una necessità anche di verifica e di controllo da parte dell'amministrazione, perché il compito dell'amministrazione si limita, nel caso della Fondazione Minuccio Minucci, alla designazione di un rappresentante che poi è il sindaco, no? Di solito, e basta, non nominiamo altri. Sì, esatto. Nel caso, diciamo, dell'area Fender si dice che appunto le nomine, anche qui si ripete la stessa cosa, e anche qui non so quale sia, per dire la verità, la partecipazione, cioè quali sono le nomine che fa l'amministrazione per la Fondazione Fender. Questo mi sfugge, non ero preparato su questo argomento. Nel caso del Cesana invece si dice la stessa cosa, in pratica simile, si dice le nomine comunali, dunque siamo sul Cesana, sì, le nomine comunali non sono una mera designazione di rappresentanza e all'IPA vengono assegnati obiettivi specifici nel DUP, cioè, come dici? Sì, cioè in questo caso l'amministrazione, il sindaco, nomina gli amministratori, il consiglio con il DUP definisce gli obiettivi. Non c'è nessuna partecipazione all'aspetto economico-finanziario, che è completamente autonoma, e quindi anche nel caso di un bilancio negativo il Comune non è chiamato a intervenire, cosa che invece nel caso, si era parlato proprio in commissione, quando è successo che la MOM era in perdita, in qualche modo i soci pubblici avrebbero dovuto intervenire. Poi io non ho seguito la cosa, ma mi diceva il consigliere Posocco, alla fine è stata fatta pressione sulla provincia, che poi ci rappresenta tutti i comuni anche nelle decisioni più importanti, e quindi si è deciso che poi la provincia si facesse carico della perdita e quindi azzerasse la perdita. Quindi credo che per quanto riguarda il Cesana ci sia solo il problema di verificare che gli obiettivi che gli diamo annualmente vengano rispettati, e poi al termine del periodo, insomma, di nomina del Consiglio venga nominato un nuovo Consiglio. Nel caso degli altri soggetti è solo, diciamo, vengono considerati perché in qualche modo il Comune partecipa con queste nomine, partecipa comunque all'andamento complessivo, ma non c'è nessun aspetto di tipo economico che possa poi essere o debba essere coperto da parte del Comune. Sulle torte, purtroppo io per risparmiare ho fatto le fotocopie in bianco e nero, se il consigliere mi avesse detto in commissione avrei potuto rispondere meglio. Non so se la dottoressa mi può aiutare, riesce a aiutarmi neanche lei, no? E quindi, come? Era presente in commissione, purtroppo sono delle cose un po' particolari e cui non siamo preparati, però certamente al prossimo Consiglio sarò in grado di rispondere anche alle sue giuste richieste, che evidentemente ha fatto anche negli anni passati e forse era difficile anche dare una risposta. Avrei dovuto andare a controllare i verbali, quindi mi scuso di questa mancanza di risposta. Grazie Assessore. Interviene il consigliere Carneros, prego consigliere. Sì, io non ho domande da fare sul documento che viene sottoposto alla nostra attenzione. Intervengo solo per dire che in realtà, come ha detto l'assessore, non ha tante rilevanza dal punto di vista pratico. Però secondo me il consolidato è un documento importante e il legislatore lo ha previsto proprio per, come si può dire, per far conoscere ai consiglieri comunali e al consiglio comunale, che è il sommo organo di un comune, lo stato delle cose. E sotto questo profilo ritengo importante il documento, e che ci dà
delle informazioni importanti. È importante per i consiglieri comunali sapere l'andamento delle partecipate. È importante per il Consiglio comunale sapere lo stato economico, perché sotto questo punto di vista la normativa, nella soggetta materia, probabilmente aveva in visione il fatto, come si diceva, che forse prima o dopo diventerà obbligatorio. E questo, come si può dire, fa vedere da un punto di vista pratico come il comune in qualche modo obbedisca anche ai criteri privatistici. Non siamo al di fuori. E il documento che ci viene sottoposto stasera ci dimostra proprio l'oculatezza e la floridezza sotto il profilo economico e patrimoniale di questo ente. E non sono bazzecole. Peraltro fotografa nel tempo l'evoluzione della situazione economico-patrimoniale. Perché, l'assessore lo ha sottolineato, un dato rilevante, per esempio, i derivati saltano fuori, appunto, nel consolidato di quest'anno. E sembra una bazzecola, ma in realtà il consolidato, quando va bene come in questo caso, fotografa il buon operato di chi ci ha preceduto. Perché non tutti i consolidati sono come questi. Non lo so, leggevo l'altro giorno, la provincia di Ascoli Piceno è in dissesto. E probabilmente in passato aveva messo la polvere sotto il tappeto. Ecco, questo consolidato ci dimostra che il comune di Vittorio Veneto non ha la polvere sotto il tappeto. Ci dimostra una ottima amministrazione, ci dimostra come i nostri sforzi in qualche modo trovano una fotografia contabile e in politica le soddisfazioni non sono mai tante, anzi sono le improperie e gli sberleffi, ma sulle cose concrete, sui conti, quantomeno per quanto piccoli politici possiamo essere noi, di un piccolo comune o di una piccola città. In ogni caso forse sarà un contentino da poco, ma almeno per me e credo anche per i miei colleghi, non possa che essere una soddisfazione del fatto che le nostre energie, i nostri sforzi, il nostro tempo in queste aule qualcosa serve. Grazie. Consigliere Cornellos. Credo che a questo punto non vedo altre prenotazioni, non credo che l'assessore voglia replicare, quindi io passerei alla dichiarazione di voto. Non vedo dichiarazione di voto. Prego, consigliere Posocco. Allora, il mio voto sarà di astensione.
perché come tutti gli anni questo documento non ci capisco niente. È un documento che, visto come viene costituito, lo reputo non, come dire, non leggibile, e quindi, visto che sono in minoranza e lo posso fare, mi astengo. Prego, consigliere Tonon. Io non pratico ordinariamente e quotidianamente i bilanci, ne ho visti diversi, a dire la verità, del Comune, anche qualche consolidato. Nonostante non sia tutto leggibile, tutto comprensibile, io ritengo che se quella che era stata l'idea, vado a memoria, potrei sbagliare, del governo Renzi allora, approvato peraltro ovviamente dal Parlamento, cioè quella di riportare a una serietà che in talune parti d'Italia, diciamo così, vedo il collega da Re, erano, diciamo, bilanci un po' strascinati, diciamo, ecco, non sempre del tutto veritieri. Riportarli a una serietà faccia bene a tutti gli enti locali. E se effettivamente fosse possibile, mi pare fosse stato addirittura in commissione l'assessore De Antoni a dirlo, che nella sua esperienza professionale il fatto di avere un bilancio economico, patrimoniale, faceva emergere delle potenzialità per l'ente. Noi sappiamo benissimo che in taluni, insomma, l'esempio classico è quello di tutto quello che va in avanzo diventa, non si può usare per la spesa corrente, salvo insomma qualche eccezione, e questo obiettivamente ingessa i bilanci, anche quando quanto va in avanzo sarebbe stato utilizzato o si sarebbe potuto utilizzare per la spesa corrente. Allora, se questo può avvenire ovviamente cum grano salis nell'ente locale, in un bilancio privatistico non c'è nessun problema, non ci sarebbe nessunissimo e non c'è nessun problema. Ovviamente ci vuole serietà da parte degli amministratori, ma credo che questa strada intrapresa potrebbe valorizzare anche maggiormente le buone amministrazioni, quindi io voto a favore. Grazie consigliere Tonon. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora chiudiamo la discussione. Apro la votazione. Prego consiglieri, votate. Vedo che hanno votato tutti quanti, chiudo la votazione. Approvata, 11 favorevoli, 4 astenuti. Adesso immediata esecutività. Prego consiglieri, votate. Chiudo la votazione. Favorevoli 11, astenuti 4. E con questo abbiamo concluso il quarto punto dell'ordine del giorno e chiudiamo anche la riunione. Grazie a tutti, arrivederci.